Con grande soddisfazione per i numeri raggiunti, Confservizi Veneto Friuli Venezia Giulia ha approvato giovedì mattina, in occasione dell'Assemblea dei Soci, il bilancio consuntivo per il 2023. Un traguardo importante che ha nel valore della produzione il suo dato più significativo, 500.000 euro per questa realtà nata nel 1972 e che associa le imprese di gestione dei servizi di proprietà degli enti locali e a capitale pubblico-privato nell'area territoriale del Veneto. Una grande soddisfazione, i numeri sono molto positivi, quindi questo ci fa molto piacere. Numeri positivi generati anche dal fatto che ormai stiamo accogliendo veramente tutte le multi-utility di Veneto, Friuli, Venezia Giulia di proprietà degli enti locali. Il nostro mondo, il mondo Confservizi, quindi Utilitalia e Astra, è un mondo vocato per le società che erogano servizi pubblici e che sono di proprietà degli enti locali. Quindi la nostra attività principale è quella di fare lobbying, noi siamo il sindacato della categoria sostanzialmente. Confservizi Veneto ha questo grande seguito anche perché negli anni ci siamo focalizzati sulla formazione, noi siamo polo universitario di Nettuno, sforniamo qualche centinaio di laureati ogni anno che sono quasi tutti dipendenti o degli enti o delle nostre società e quindi questo è un valore aggiunto che portiamo nel territorio. L'assemblea di oggi è un momento comunque importante, le assemblee sono sempre un momento in cui anche si va a confrontarsi tra gli associati, è un momento importante perché testimonia tutta un'attività di lavoro che stiamo facendo come Confservizi sia all'interno di 2 regioni, ricordo che è una delle pochissime Confservizi a livello nazionale che raccoglie due regioni tra l'altro importanti che hanno ovviamente una posizione a livello nazionale di un certo rilievo e di conseguenza è un momento assolutamente importante, bello perché testimonia un'attività, una svolta di Confservizi nel corso degli anni e siamo a livello associativo una realtà importante, siamo a un numero di associati assolutamente valido e testimonia anche il momento di fare oggi l'assemblea e poi anche il convegno, che è un convegno assolutamente di rilievo, che dà anche smalto all'attività che facciamo proprio come formazione, come anche di consulenza verso le aziende, di portare avanti queste aziende in un contesto in cui fortemente il mondo dei servizi, diciamo, a rete sono estremamente importanti e che creano la qualità della vita di tutti i cittadini. In occasione dell'Assemblea dei Soci, Confservizi Veneto Friuli Venezia Giulia ha organizzato, in collaborazione con AGSM e AIM, un evento di approfondimento sui temi della sostenibilità e delle opportunità strategiche ad esse connesse per le multi-utilities. Oggi, come non mai, questo tema determina l'agenda quotidiana delle società, dai trasporti alla raccolta dei rifiuti, dalla gestione del servizio del verde pubblico al servizio idrico integrato, arrivando all'energia. In linea con le sfide di rilancio previste dal New Green Deal europeo e con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, molte aziende associate a Confservizi Veneto Friuli Venezia Giulia hanno da tempo intrapreso la strada della sostenibilità, credendo fortemente nell'integrazione dei criteri economici, ambientali e sociali. Oggi siamo qui appunto a confermare l'attitudine delle nostre aziende e l'attenzione delle nostre aziende al mondo della sostenibilità in senso ampio e su questo appunto il convegno di oggi focalizzerà alcune situazioni particolari e alcune best case che le nostre società nelle società iscritte a Confservizi stanno generando, quindi oggi saranno rappresentati i casi veronesi, in particolare di AGSM AIM, che è una delle prime aziende che ha redatto un bilancio di sostenibilità, da più di 30 anni che AGSM lo fa, e di ATV, perché noi abbiamo iniziato il bilancio di sostenibilità con gli strumenti ESG, anche perché siamo sotto controllo di una quotata e quindi abbiamo anche questo tipo di approccio. Credo che questo sia un bel segnale, un segnale anche di crescita per il territorio e per l'attenzione che tutte le aziende associate mettono a queste tematiche che oggi assumono una rilevanza non più sociale, morale, ma anche economica. Le multiservizi, le aziende di servizi a rete sono quelle che fanno la qualità delle nostre città. Oggi avere delle realtà come GSM, ma come anche tutte le associate, che poi mettono a terra attività di sostenibilità, vuol dire creare una qualità, vuol dire creare anche una visione della circolarità delle nostre città e quindi per i cittadini vuol dire anche dare la possibilità di essere orgogliosi di vivere in realtà
dove l'attività dell'ambiente, noi sappiamo quanto è importante l'ambiente, quanto testimonia, quanto fa la qualità l'ambiente. Credo insomma che parlare oggi di ESG, di sostenibilità, in un momento come questo di grande fermento, penso che sia un aspetto importante, ed è importante che le aziende si parlino tra di loro. Bisogna anche comunicarlo bene ai cittadini, insomma, l'impegno che le aziende mettono nella sostenibilità. Assolutamente, l'altro aspetto è questo, perché fare e non comunicare in qualche modo un po' perde il valore. La comunicazione e il modo di affrontare le tematiche insieme è uno degli aspetti che tutte le associate, tutte le aziende dedicano energia, tempo, per poter anche condividere un percorso che a volte anche nei passaggi può avere anche qualche cambio di usi, di consumi, di attività, e quindi credo che sia un momento che nei momenti di cambiamento la condivisione, quindi la comunicazione, sono degli aspetti assolutamente essenziali. Le utilities hanno un ruolo importante nei loro territori perché tengono insieme l'efficienza che bisogna avere, perché devi dare ai tuoi cittadini prodotti e servizi a prezzi convenienti, e dall'altro lato tenere conto anche delle dinamiche territoriali, essere vicini al territorio, capire quali possono essere eventuali punti di debolezza. Io credo che sempre più tornerà di moda, se mi scusa l'espressione, un ruolo importante di queste utilities legate ai territori. Certo non è una rendita di posizione, quindi dobbiamo riempirla di contenuti e quindi capire, i convegni servono anche a quelli, non per fare le passerelle ma per entrare nel merito di queste cose. Ecco, in questo AGSM come espleta questo ruolo importante legato alla sostenibilità? Allora, noi stiamo investendo nelle fonti rinnovabili, stiamo lavorando sulla geotermia. Abbiamo appena fatto un impianto sull'idrogeno a Marghera per l'alimentazione dei bus di Venezia a idrogeno. Insomma, stiamo lavorando su tutte queste cose qua. Sull'ambiente penso che razionalizzando quello che c'è riusciremo a dare dei contributi importanti. Il concetto di sostenibilità è un concetto molto ampio. Per espletare questo concetto bisogna avere una vista molto ampia, quindi bisogna lavorare insieme. Ognuna delle nostre società, noi siamo multi-utility, operiamo nel territorio, quindi presidiamo degli ambiti territoriali e presidiamo delle linee di business. Le nostre linee sono quelle che toccano i temi, le matrici ambientali fondamentali, l'acqua, il suolo, l'aria, l'energia, e quindi abbiamo una grande responsabilità che è quella di indirizzare le nostre azioni verso la compatibilità con le prospettive globali. Negli ultimi anni abbiamo assistito tutti a un riorientamento delle nostre strategie, perché l'aggressione da parte dei cambiamenti climatici, che ormai è sotto gli occhi di tutti, richiede quello che è chiamato l'adattamento, ma anche la reazione verso i cambiamenti climatici. Quindi noi abbiamo dovuto riorientare le nostre politiche mettendo davanti a tutto la sostenibilità, che vuol dire minor consumo di risorse, attenzione all'uso di risorse rigenerabili, misurazione dei nostri bilanci da un punto di vista materico, quante materie e quanta energia consumiamo, per verificare quello che il ciclo produttivo nostro produce in termini di impatto. L'obiettivo che noi abbiamo è quindi quello di, dal lato nostro, presidiare le matrici delle quali abbiamo la responsabilità, e quindi impedire che ci sia una degenerazione, e poi quello di educare le persone con le quali lavoriamo. Qui oggi siamo in ambito di Conservizi Veneto, Friuli Venezia Giulia, che è l'associazione delle utility, e questo concetto di lavorare insieme è fondamentale, perché la sostenibilità è interpretata dagli obiettivi ONU. L'ONU ha stabilito quali sono gli obiettivi di sostenibilità, noi lavoriamo su quegli obiettivi, ce n'è uno che è il 17esimo, che si chiama Partnership per gli obiettivi, vuol dire lavorare insieme per raggiungere gli obiettivi. Conservizi Veneto sta facendo questo, lavoriamo tutti insieme per condividere gli obiettivi, le strategie, ed essere pronti a questa sfida del 2030. Molti studiosi dicono se non abbiamo raggiunto il punto di non ritorno, però ci siamo molti vicini. Ecco, la sostenibilità che state mettendo in campo e che si metterà in campo anche chiaramente in prospettiva futura può invertire questa rotta?
Allora noi dobbiamo, quindi io credo che non ci sia una terza via. Noi abbiamo il dovere di invertire questa rotta, perché altrimenti consegniamo alle generazioni future un pianeta che non è più in grado di sostenersi, quindi noi abbiamo questa responsabilità. Per fare questo servono azioni molto energiche, anche diverse da quelle che il buon senso potrebbe pensare fossero, e quindi noi dobbiamo avere il coraggio di promuovere le azioni di sostenibilità. Molto spesso adesso in questi giorni qua la temperatura si è abbassata rispetto alla media, quindi i negazionisti dicono vabbè, insomma, si parla del riscaldamento globale, ma non è vero. Gli episodi dei giorni non significano nulla, quello che contano sono i trend pluriennali, e i trend pluriennali dicono che sta cambiando il clima in una direzione non gradita, e quindi noi dobbiamo intervenire sui fattori scatenanti di questo, e quindi dobbiamo avere il coraggio di promuovere queste politiche, di perseguirle, di mettere in atto tutto quello che è possibile. I nostri piani di investimento, l'azienda che dirigo io, è un'azienda che ha tra i suoi obiettivi quello di massimizzare quello che si chiama il valore condiviso, cioè la maggior parte degli nostri investimenti sono investimenti che servono sì per gestire i nostri servizi, ma che sono anche allineati agli obiettivi di sostenibilità. Questo è quel riorientamento di cui parlavo, che è la strategia che tutti dobbiamo avere. A livello di Conservizio ormai questo è un sentire comune tra le aziende, e quindi credo che nel territorio Veneto e Friuli Venezia Giulia le utility stiano veramente imprimendo un'accelerazione verso un ritorno a una situazione di equilibrio. Altri temi affrontati durante l'incontro sono state le comunità energetiche per lo sviluppo dei territori, la finanza a supporto della transizione energetica e la valutazione di impatto del percorso di transizione.